quindi la Commissione ha detto, e questo è lo spirito, a prescindere dall'appartenenza, perché non è che la salute dei cittadini sia una cosa esclusiva della maggioranza o della minoranza, voglio dire, se uno ha un po' di onestà intellettuale, abbiamo detto questo strumento che sta per essere utilizzato molto, perché le ipotesi sono Arzignano, Chioggia, in corso c'è Verona, c'è Treviso, si era ipotizzato Padova, parliamo di una concessione quella dell'U17, non è un project ed è diversa, poi lo spiegherò il motivo. Abbiamo detto, ma uno strumento come questo è lo strumento giusto, perché se noi sommiamo tutto parliamo di diversi miliardi di euro, quindi cifre importanti destinate nel tempo nella restituzione ad aumentare. E quindi il lavoro che noi abbiamo iniziato è stato quello di dire bene, prendiamo, campioniamo 3 progetti, 2 completati, uno in via di completamento che è appunto il Sant'Orso, e vediamo le criticità. E una delle criticità che abbiamo segnalato al Consiglio e alla Giunta è stata quella dell'eccessiva onerosità per il pubblico. Da cosa deriva questa eccessiva onerosità per il pubblico? Noi riteniamo innanzitutto da una differenza sostanziale di forza in campo. Come funziona, come ha funzionato il project, questi primi project? C'era un bando, o addirittura poteva essere l'impresa che si faceva promotrice e andava dal pubblico, da un'ULSS, qualsiasi sia, dove era prevista la costruzione di un nuovo ospedale. E tra l'altro potremmo discutere se era opportuno un ospedale unico oppure un nuovo ospedale, ma comunque io sono dell'avviso che sia nell'interesse degli abitanti di questa USL avere un unico ospedale per acuti. Poi sul resto della decisione e su come, se nuovo o utilizzare uno dei due, diventa un discorso anche qua più ampio. Cerco di stare nei 20 minuti, mi sforzo anche e spero di non sforarvi. Allora, il promotore che cosa fa? Il promotore prende, quello che faremmo tutti noi nelle sue condizioni, prende i migliori avvocati d'Italia, i migliori professori universitari d'Italia, i migliori ingegneri d'Italia, le migliori banche, e va da un signore che è il direttore generale di un'USL e gli dice: guarda, io ho fatto questa cordata trasparente perché i nomi sono pubblici, non ci sono soci occulti, e dice: io ti propongo questo. Io, se non ricordo male, quando presentarono l'offerta in questa USL, so che ci vogliono delle stanze molto grandi per contenere le offerte. Ciò che veniva prodotto dal futuro concessionario era una quantità di materiale talmente grande, con uno strumento totalmente nuovo, che secondo me, secondo la Commissione, è evidente che il privato era in una posizione di vantaggio, con o senza malizia. Che cosa abbiamo detto noi? È stato detto prima, non so se è stato colto da voi per l'importanza che ha. Noi abbiamo detto: bene, che sia la giunta regionale, cioè l'organo esecutivo, quello che fa le cose, perché il Consiglio ha compiti di programmazione e controllo, sia l'organo esecutivo con una propria delibera che fa suo il contratto. Perché? Questo perché potrebbe succedere, no, non ci metto eccessiva malizia, ma neanche eccessiva ingenuità, potrebbe essere che una grande cordata fatta di persone molto brave e molto qualificate
si rivolge come interlocutore un geometra o un ingegnere che andava benissimo per le manutenzioni, ma non per valutare 10 metri cubi di carta fatta dai migliori ingegneri magari che ci sono in Italia. Quello che noi abbiamo voluto dire con quel passaggio era che la giunta regionale non può e non deve e non dovrà più dire è una cosa che hanno fatto a Thiene o a Este o a Bussolengo, ma nel momento nel quale approva il contratto con una delibera è corresponsabile. Cioè, se io voglio competere con una grande organizzazione che ha diritto di esistere e ha diritto di proporre un project, io non posso mettere in campo una squadra di riserve senza, guardate, mancare di rispetto a nessun dipendente dell'EUR. Ma l'organo politico gestionale, che è la giunta regionale, deve essere solidale, cioè deve dire io questo contratto l'ho approvato, per cui se l'ho approvato vuol dire che l'ho valutato, vuol dire che ho anche visto che non era penalizzante per il pubblico. Quello che noi abbiamo notato nei project è proprio questa diversità di forze in campo, questo sapere diverso.